Venezia. La maniglia della barca alla quale si era appoggiata per salire a bordo ha ceduto e una ragazzina in gita con la sua classe è finita in acqua. Si stava imbarcando su un lancione per raggiungere l'isola di Murano insieme agli insegnanti e ai compagni in zona Tronchetto. Recuperata dal personale di bordo, è stata raggiunta da una volante della polizia, allertata da una professoressa. Gli agenti hanno poi raccolto la testimonianza e quella di chi aveva assistito all'incidente. Nessuna grave conseguenza per la ragazzina. Mira. Un camion proveniente dal Vicentino ha perso 3 enormi lastre di contenimento in acciaio lungo l'autostrada. Traffico in tilt poco dopo le 7, quando in piena curva le cinghie che mantenevano in assetto il pesantissimo carico si sono rotte all'altezza del casello Mira Oriago. Le lastre cadute di circa 7 tonnellate ciascuna hanno sfondato il guardrail. Il casello è diventato off limits per alcune ore. Sul posto gli ausiliari cave, gli agenti della polstrada, il conducente del mezzo è rimasto illeso. Mestre. Furto giovedì verso le 20:30 in una casetta riservata alle donazioni per le persone bisognose, posta sopra il bancone di un negozio di generi alimentari in via Carducci. Un uomo di 47 anni ha pensato di approfittare della distrazione del proprietario per appropriarsene. Il suo tentativo però non è passato inosservato ed è stato fermato in attesa dell'arrivo della polizia. Giunti sul posto, gli agenti l'hanno identificato e poi denunciato per furto. Nella cassetta c'erano solo 8 euro.